Ja dell'ore i sei venuti a vedere il fontanon di Goriude. Nessun rumore, nessun camicir, nome io e la natura furlana. Oh, buon Davide. Ma vi ho tu c'ero, di chiatassi su, Francesco. Ah, sei venuto qui in zona per essere che dal fontanon e volevo stare un pochino in sole, è stato rilassato, natura. E boh, visto ormai si inchiatassa qui, e quindi là io di sai che al fontano, non assieme. Che spunto, non insieme, dai, via. Strani che chiappi il telefono qua su, qui qualcuno. Oh, buon Lucie! O sì, in tal comune di Scluse, in tal canale di Racolane e in particolare sul plan della Sie sulla strada per Neve. Scuse, avevi chiamato Lucie prima, mi è tornata a chiamare proprio te come. Tu sai, no, c'è mucca è, quando si venta la natura, bisogna per farci sentire che sa sempre tutto. Ah, non sono dubbi. A proposito, sapevi tu che il fontano non era un altro no? E sapevi che tu mi attaccavi a tirare fuori storie. Quindi, dimmi se che ti devi Lucie, che come tu mi hai sticciato la mia curiosità. Per Talian, il fontanon di Goriude ha reclamato Cascata del Sole, per vie dal sal di aghe di più di 80 metri scalvenfur di un landri, a quote vo 161 metri sopra il livello del mare. Aspetta un momento, ma è il stesso Landri dove ha vivo l'orcolat? Quale orcolat? Da ur di Liende, in Tallandri, al viveva un orcolat che si chiamava Goriude e che spauriva tutta la popolazione del canale. Io invece tu hai sentito dire che Goriude alven dai Guriuz, o ben i nanui, pelosi e ruspios, che vivevano qui in tes grottis. Orpo, mi par di veio dut, un nanut, la io parla. Non la vasto. Non ti sin, ven poi vicin. Non la vasto. Dalla seconda pisanda dal fontanon. Aspetta una seconda. Sì, ande dos, dai, non io parla così non io di salè. Questo non lo sapevo. Però Davide, chiaro c'è spettacolo. Tu hai proprio ragione, intanto sentenzi. Oppala. Ecco, come che tu viodis, tante inta non sa che è anche queste pisande più piccole. Proprio che bene questo. Il Fontanon è un geosito di interesse nazionale. Ben a stai una località in cui si chiama spies geologici importanti che non scontano la storia delle terre e dai paesaggi che si sono formati di lungo i vari setis. Orpo, c'è mosse che tu hai fatto. Per provare a distratti, sapevi tu che ti so, hai tutte le conformazioni di canali e sifoni che parte alla generazione dai drenamenti scarsi? Si può rinviare nome mediante di visitis guidadis organizzati dal Parc Natural des Prealps Iulis. E tac! Per piacere, c'è fatto. Va bene, come mi sei stufato. Invece, se tu c'è, io ho pensato che anche se sei in plena sierade, un bagnotto lo fasaresti. Sai tu che è sempre che io. Tu mi mangiavi con la storia dal bagno. Però se fossi in te, penserei due volte prima di entrare. Tanto perché? Perché che via Palang la temperature medie, e ti torni a disi medie da laghe, ai Cingras, e non mi pare che tu sei un pinguino anche mo. Dai, allora miglior se torni al fontanon. Sì, dai, torni lassù. Tanto se tu passi spardaur da laghe, un bagnotto tu lo fai, vuoi o no? Perfetto. Insomma Davide, con un fontanon come quel di Goriude, assicchiato in tante sfumature per poter chioldi al massimo dal nostro patrimonio naturalistico. E tu hai proprio ragione, Francesco. Ma come? C'è vino di fa? Lata la pissande di repetei o che di belle pei? Chiale, tu vai in denan per piacere, io e voi di che tre bande. Chiale Davide, sei proprio contento voi di aver veduto il fontanon, finalmente? Sono contento anch'io di vederti chiatare lassù. E impensiti, c'è mucca di la nanute lassù dal fontanon. Se sei depresso, vieni al fontanon più spesso. Sarà fatto. Mandi! E alla prossima avventura!